Autonomia a Roma oggi l'incontro tra il vice premier Salvini, Luca Zaia, il presidente della Lombardia Fontana e il governatore del Veneto dice siamo verso il testo definitivo su cui ragionare entro il 15 febbraio. Montagna devastata, partita l'operazione di recupero dei milioni di metri cubi di alberi abbattuti sulla montagna veneta dal maltempo, già in vendita i primi lotti. Le foibe, una fandonia inventata dai fascisti, un post sulla pagina Facebook dell'Ampi di Rovigo scatena le polemiche, Lega e Forza Italia all'attacco dicono si vergognino. Non c'è ancora una data per l'apertura del primo tratto della Pedemontana, ma quanto costa ai cittadini tenere chiusi questi 7 km, 25.000 giorni di tempo perso percorrendo la strada attuale. Vasta operazione antidroga dei carabinieri, 100 uomini impiegati per smantellare una banda di spacciatori albanesi e tunisini tra le province di Venezia e Padova. Un anziano che si era gettato nel Brenta salvato da un giovane immigrato africano ex ospite del centro di Bagnoli di Sopra. Grande festa oggi a Vazzola per i 108 anni di Palmira Pessotto, la nonna della marca trevigiana. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, dunque un paio d'ore, poco più di 2 ore. È durato il vertice a Palazzo Chigi tra i ministri Salvini e Stefani, sottosegretario anche Giorgetti e i governatori di Veneto, Zaia e Lombardia Fontana. Il tema è quello ovviamente dell'autonomia di entrambe le regioni che hanno chiesto, peraltro che hanno chiesto anche ai loro cittadini attraverso il referendum il responso. Ebbene, all'uscita da Palazzo Chigi i due governatori, Zaia in particolare, soddisfatto. Vediamo perché. L'hanno già segnata, o meglio segnata nuovamente sul calendario con un cerchietto rosso la data del 15 febbraio, termine entro il quale dovrebbe essere redatto il testo definitivo dell'autonomia. A spiegare come i tempi siano ormai maturi per arrivare ad un primo traguardo sono proprio Luca Zaia e Attilio Fontana, all'uscita da Palazzo Chigi dopo il vertice con il ministro Enrica Stefani, il vice premier Matteo Salvini e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. La riunione di oggi è stata assolutamente proficua, è stata un'occasione per fare un punto della situazione e ci permetterà di andare verso la stesura di un testo definitivo sul quale poi ragionare definitivamente, rispettando il termine del 15 febbraio che era il termine ultimo per la sintesi ovviamente rispetto al giro dei ministeri e quindi per le osservazioni dei ministri. È stato un incontro proficuo, tutto sta funzionando bene. Le dichiarazioni del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che a sua volta ha rimarcato la data del 15 febbraio per la stesura del testo. Dunque ancora 2 settimane e poi l'autonomia sarà un po' più vicina. Intanto torniamo a parlare della montagna devastata dal maltempo di fine ottobre. Il tema è quello dei boschi letteralmente abbattuti dal maltempo. La buona notizia è che è partita l'operazione di pulizia di questi boschi e del recupero degli alberi abbattuti. Eccole al lavoro le ruspe. È partita l'operazione di pulizia dei boschi con il recupero di milioni di metri cubi di alberi abbattuti sulla montagna veneta devastata dal tornado di fine ottobre. La necessità è pulire. Pulire significa togliere gli alberi schiantati del bosco. Lo aveva ribadito lo stesso Fabrizio Stella, soggetto attuatore per il rilievo e le opere agricolo-forestali nominato dal presidente della regione Luca Zaia. E nelle montagne venete sono tutti al lavoro per garantire la sicurezza e per evitare eventuali rischi di slavine e smottamenti. In Val Visdende, una delle aree più colpite, le ditte specializzate del comparto legname operano a pieno ritmo e importanti lotti di tronchi recuperati sono stati già venduti. È ora iniziata la fase di intensità totale dei lavori, precisa Stella, che saranno ulteriormente rafforzati se le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Per quanto riguarda le amministrazioni locali, con l'incarico di soggetti attuatori conferito in questi ultimi giorni dal commissario delegato, i comuni hanno la possibilità di operare anche in autonomia, ma quasi tutti stanno già lavorando in accordo con la gestione commissariale dell'emergenza. Man mano i tronchi vengono tagliati e accatastati, si procede per aree, le più colpite, quelle con maggiori pericoli, poi man mano si va avanti. Una corsa contro il tempo, sperando che non cambino le condizioni meteorologiche. Una grossa nevicata potrebbe creare non pochi problemi a queste montagne già ferite. Intanto sulle montagne, come previsto, la neve è arrivata, in alcune zone copiosa, di Biancare la provincia bellunese che si è trovata ricoperta da un manto
tra i 10 e i 30 centimetri. Le precipitazioni sono iniziate ieri pomeriggio, prima con neve e ghiacciata, poi le temperature si sono alzate, la neve è scesa per tutta la notte fino all'alba di oggi, come vediamo in queste immagini di questa mattina, e così si è andati dai 10 cm di Cortina e Falcade ai 20 di Sappada e Pieve di Cadore. Mezzi spartineve e spargisale subito in azione, anche se ovviamente non sono mancati i disagi, fenomeno poi ovviamente che si è attenuato nel corso della giornata. Come sappiamo ci sarà un'interruzione di questo fenomeno tra domani e mercoledì, mentre giovedì dovrebbe ritornare a quanto sembra la neve, e in quel caso potrebbe tornare qualche fiocco di neve anche in pianura. Dalla montagna a Rovigo, meglio alla sezione dell'Ampi di Rovigo, che fa esplodere una polemica molto forte. Il tema è quello delle foibe, ancora una volta polemiche revisioniste, un post su Facebook che scatena la bufera. Siamo alle solite. Quando mancano pochi giorni al giorno del ricordo, salta fuori qualcuno che nega quello straziante episodio della storia delle nostre terre. Quest'anno ci si è messa l'Ampi di Rovigo, che ha scritto in un post su Facebook, poi cancellato: sarebbe bello spiegare ai ragazzi delle medie che le foibe le hanno inventate i fascisti, sia come sistema per far sparire i partigiani jugoslavi, che come invenzione storica, tipo la vergognosa fandonia della foiba di Basovizza. È sconcertante ed allarmante, commenta Luciano Sandonà, consigliere regionale del Veneto per la lista Zaia Presidente, che un'associazione che si vanta di tramandare la storia e la memoria neghi una tragedia immane come quella delle foibe in nome di un'ideologia seguita ormai da pochi nostalgici bolscevichi. Roberto Novelli, deputato forzista, dal canto suo ha dato mandato di denunciare l'Ampi di Rovigo in base all'articolo 406 bis del Codice Penale, che prevede una pena dai 2 ai 6 anni per chi minimizza in modo grave e in pubblico la Shoah o i crimini di genocidio. Il servizio della redazione di Trieste da Tele 4. Adesso torniamo a parlare di Pedemontana. Pedemontana, non c'è ancora una data per l'apertura della Pedemontana del Veneto, del primo tratto della Pedemontana Veneta, ma quanto costa tenere chiusi quei 7 km, quanto costa ai cittadini, ai fruitori della futura Pedemontana? Ce lo siamo chiesti e vediamo qual è il risultato. Il tempo è denaro, e quanto costi la mancata apertura della Pedemontana proviamo a calcolarlo noi. Il tempo è dato dal rapporto dello spazio sulla velocità. Per percorrere 7 km a 110 km/h ci si mette poco meno di 4 minuti. Per percorrere gli stessi 7 km a 65 km/h, una media che abbiamo calcolato su una strada normale, di minuti ne servono almeno 6. 2 minuti di differenza tra un percorso e l'altro. 2 minuti sembrano poca cosa, ma se li moltiplichiamo per i 50.000 transiti giornalieri previsti, diventano un numero davvero importante, che moltiplicato per i giorni dell'anno diventa un numero da capogiro. 36.500.000 minuti, che tradotti in ore diventerebbero un numero comunque rilevante, 608.333, e quindi forse meglio parlare di giorni. 25.000 giorni persi. 25.000 giorni persi per 7 km chiusi, senza considerare che l'intera Pedemontana Veneta al completo di chilometri ne misurerà 90. Il tempo è denaro anche per chi chiede, esige la TAV. Allora oggi un incontro tra il sindaco, nonché presidente della provincia di Vicenza Rucco, e i parlamentari.
TAV quando l'alta velocità è su un binario lento. Per dare una scossa oggi a Vicenza il presidente della provincia Francesco Rucco ha incontrato i sindaci e i parlamentari vicentini. L'analisi benefici-costi sta rallentando il lavoro, però devo dire che nonostante questo noi stiamo spingendo notevolmente come amministratori del territorio perché il progetto vada a buon fine. Noi siamo vicini a questo progetto e siamo intenzionati a costruire un documento comune che rappresenti questa nostra unità da inviare poi ai livelli governativi. Un documento comune a favore della TAV da inviare al governo firmato da sindaci e parlamentari vicentini. Tutti d'accordo, dalla Lega al Partito Democratico fino a Forza Italia. Insomma, oggi è nata un'alleanza per l'alta velocità. Sarà una questione che va risolta a livello governativo, ma da parte di noi parlamentari leghisti c'è tutta la massima compattezza nel portare avanti l'opera. I parlamentari leghisti marciano compatti a favore della TAV. Peccato che i loro alleati di governo non siano così decisi, anzi, nel giorno in cui viene fondata questa alleanza per la TAV, mancano proprio deputati e senatori del Movimento 5 Stelle. Invitati non si sono visti, ma come mai? Credo che sia più una decisione su base ideologica che concreta. Personalmente non ho mai parlato di queste tematiche direttamente con uno dei 5 Stelle, sarà a questo punto, dopo la domanda che mi ha fatto, senz'altro lo farò, ma non riesco a concepirlo, prima da amministratore, ora come politico, il perché di questo no a far crescere un territorio. E chi vive nell'amministrazione comunale a contatto con le categorie economiche, con la necessità di mettere a disposizione infrastrutture che garantiscono il continuo sviluppo anche socio-economico delle nostre aree, non può essere assente, diciamo, a questi appuntamenti. Adesso la provincia, i sindaci e i parlamentari vicentini allargheranno l'alleanza alle categorie economiche e sono pronti a marciare su Roma. Andare giù a Roma in delegazione e con tutte le forze, diciamo, del territorio, sia categorie economiche che amministratori, accompagnati dai nostri parlamentari, a sostenere la bontà del progetto e quindi la necessità del raddoppio della ferrovia e delle opere complementari. E adesso la pagina della cronaca con la retata antidroga dei Carabinieri di Mestre. Da questa mattina all'alba stiamo seguendo dei provvedimenti cautelari personali emessi dal Tribunale di Venezia su richiesta della locale procura a seguito di un'indagine svolta dai Carabinieri della Compagnia di Mestre, iniziata già nel 2017 e volta in particolare nello specifico al contrasto del diffuso fenomeno dello spaccio, soprattutto di eroina, nel centro di Mestre, quindi in particolare la zona stazione, via Piave, Corso del Popolo. 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un'organizzazione composta da 11 tunisini e 2 albanesi. Erano proprio quest'ultimi a rifornire i tunisini che poi spacciavano anche 1 chilo di droga in 2 giorni. Nel blitz sono stati impegnati oltre 100 militari dell'Arma che hanno operato tra Venezia e Padova. Tutto è iniziato a seguito di numerosi decessi per overdose da eroina. Nel corso dell'indagine sono stati arrestati in flagranza di reato 8 pusher e segnalati alla prefettura 110 assuntori, minorenni compresi. È un colpo importante nel senso che si è neutralizzata una cellula di tunisini che avevano preso il possesso del quartiere, che conoscevano bene le viuzze, che riuscivano a sfruttarle anche la vicinanza della stazione, quindi di fatto avevano delle vedette, riuscivano ad impedire anche i controlli delle forze dell'ordine. Non solo, ma la cosa più importante è che oltre ad individuare questo gruppo di tunisini si è riusciti a risalire ai 2 albanesi che erano i loro fornitori, quindi raggiungere uno step più alto di eroina che giungeva su Mestre. È stato stimato un giro complessivo di almeno 20 kg di eroina spacciata in pochi mesi, eroina che a Mestre costa meno. L'eroina su Mestre viene venduta a 10 euro al grammo, mentre su altre piazze parliamo di 30 euro al grammo, quindi è assolutamente conveniente anche per chi proviene da altre regioni. Il tentato omicidio di Montecchio, resta in carcere il 49enne che ha massacrato l'anziano padre lasciandolo in fin di vita. Montecchio Maggiore, Salvatore Pangallo resterà in carcere. Il giudice ha confermato l'arresto del 49enne che giovedì scorso ha massacrato a colpi di sedia lasciandolo in fin di vita il padre Francesco Pangallo, 89 anni. L'accusa è di tentato omicidio.
In mattinata all'interrogatorio di garanzia al carcere San Pio X a fianco al suo legale Luigi Rizzo. Un'ora e mezzo di interrogatorio nel corso del quale Salvatore Pangallo si è mostrato disponibile, non ha negato le sue responsabilità. Avrebbe colpito il padre in un raptus, uno scatto d'ira, 4 colpi alla testa e al torace con la sedia per quei 300 euro che poi uscito dalla porta di casa è andato a giocarsi. Salvatore spiega, lo stesso avvocato difensore Luigi Rizzo, come attenuante ha specificato di essere fisicamente e psicologicamente sofferente, un disagio familiare che lo avrebbe portato all'estremo gesto, condizioni queste che dovranno essere certificate ma che al momento non gli hanno evitato la convalida dell'arresto in carcere. Ora la commozione e il dolore nel pomeriggio a Trevignano per i funerali del 14enne Luigi Martignago, lo ricorderete, ucciso dalle complicanze dell'influenza, gremita la chiesa di Musano di Trevignano. Alla cerimonia erano presenti anche i compagni di scuola del centro professionale di Fonte che il ragazzino che vedete in questa foto frequentava. C'erano anche ovviamente i tanti compagni della società del Ponzano Calcio, nella quale Luigi militava come portiere. Tutta la comunità, lo vedete, si è stretta attorno allo straziante dolore dei genitori di Luigi, disperati per la perdita del ragazzo. Questa è la striscione che è apparso nella chiesa di Musano di Trevignano, il saluto della comunità, il parroco che ha detto ci chiediamo se si poteva salvare, sono i tanti rimpianti per il povero Luigi. Ovviamente poi nel telegiornale di Treviso vedremo il servizio di questa giornata di dolore della comunità di Trevignano, che appunto accomuna Trevignano ma anche Ponzano in questa giornata di dolore. E un 16enne invece ha rischiato la vita a Preganziol questa mattina, ha attraversato la strada per prendere l'autobus e andare a scuola, è stato investito da un camion. Ci fa piacere sapere che il ragazzo non è in pericolo di vita e gli facciamo davvero i migliori auguri di una pronta guarigione. È il sindaco di Preganziola a far sapere che le condizioni del 16enne investito stamane a pochi metri dal centro del paese sono in via di miglioramento e che non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo, che abita a Preganziola, questa mattina intorno alle 7 come ogni giorno si stava dirigendo verso la fermata dell'autobus che lo avrebbe portato a scuola a Treviso. Lo studente, secondo una prima ricostruzione, sembra stesse attraversando il terraglio sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio con via Montegrappa quando è stato investito da un camion che proveniva da Treviso. Il racconto di un commerciante che in quel momento stava aprendo la sua attività. Ho sentito solamente una frenata e ho visto il camion che leggermente sbandava e poi basta, non ho visto altro. Il camionista ha subito arrestato il mezzo ed è sceso per soccorrere il ragazzo chiamando i soccorsi. In pochi minuti sul posto è arrivata un'ambulanza del SUEM che ha trasportato il 16enne al Caffoncello in prognosi riservata. Poi, con il passare delle ore, le condizioni dello studente sono state giudicate in miglioramento. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, ricostruzione che spetterà alla Polstrada intervenuta insieme alla polizia locale per dirigere il traffico a quell'ora intenso e andato in tilt. Al momento dell'incidente era ancora buio e sulla zona c'era una fitta foschia, elementi che non si esclude possano essere alla base del sinistro che ripropone il problema della pericolosità del terraglio. Era buio, c'è il solito discorso della scarsa illuminazione sui fianchi della strada, questo è un problema però che sul terraglio c'è. L'altra settimana lo stesso io e mia moglie con questa luminosità 7:30, 8, quindi c'era luce, ci stavano stirando sulle strisce. Ci sono i fanali però non lo so, saranno posizionati male, alti, non lo so, per me è da studiare un sistema di illuminazione differente. Gli attraversamenti pedonali sono a norma, chiarisce il sindaco Galeano. Gli attraversamenti sul terraglio sono stati pian piano adeguati, quelli fuori dai centri abitati con dei fasci particolari, quelli all'interno con i pastorali che li segnalano e con i lampeggianti che appunto ne indicano la posizione. Pochi istanti di pubblicità, poi parleremo di storie di migranti e di immigrati. Rieccoci in studio, in diretta edizione del Veneto dei nostri telegiornali, una storia a lieto fine, un anziano che purtroppo decide di gettarsi nelle acque del fiume Brenta, siamo nel Padovano, e un giovane che lo salva. Il giovane è un immigrato ex ospite del cosiddetto hub di Bagnoli di Sopra.
Quando ha visto che una persona rischiava di annegare, non ha esitato un istante a tuffarsi nelle acque gelide del Brenta per riportare a riva e consegnare ai soccorritori un 68enne che ora si trova ricoverato all'ospedale. Sono state le urla di una giovane donna a squarciare il silenzio che avvolge abitualmente questo tratto di Brenta tra Padova e Cadone, che aveva appena visto un anziano cadere dalla pensilina che collega le due rive, e quando si è accorto di cosa stava accadendo, Ousmane Sissoko, senegalese di 21 anni, arrivato in Italia nel 2016 dopo aver attraversato mezza Africa con uno dei tanti barconi partiti dalla Libia, finito nel centro di accoglienza di Bagnoli di Sopra e ora impiegato a Limena con un regolare contratto di lavoro, non ci ha pensato due volte, si è tolto i vestiti e si è buttato in acqua, è riuscito a raggiungere l'uomo, oramai privo di sensi, e a tornare a riva. Cosa io penso? Perché io ho visto tanti gente, quando io arrivo di là, sulla strada, io ho visto tanti gente sono di là, perché guarda l'uomo dentro, nessuno ha adesso tutti paura per entrare con l'acqua. Io non guardo per paura acqua, perché io guardo Dio. I primi ad arrivare sono stati i carabinieri, quindi il personale del 118. Le condizioni del 68enne sono ritenute molto serie. Quelle di Ousmane sono buone. Asciugato e riscaldato dai soccorritori, il giovane si è regolarmente recato al lavoro nel pomeriggio. Non si sente un eroe, ha spiegato di aver fatto semplicemente quello che gli ha detto il cuore. E oggi il grande abbraccio di Vazzola, ma non solo, alla nonna della Marca trevigiana, i 108 anni di nonna Palmira. Tanti auguri a Palmira, tanti auguri a te. Un coro speciale per un compleanno speciale, quello per la nonna della Marca, ovvero Palmira Pessotto di Francenigo, classe 1911, che per chi non avesse afferrato oggi fanno la bellezza di 108 anni, che posizionano la festeggiata come la più longeva della nostra provincia. E il coro non è da meno nella casa di riposo Mozzetti di Vazzola, la cui media di età corre sui 90 anni, ed è segno di una vita media che si allunga, per la quale ognuno ha la sua ricetta. La fede e la tranquillità della donna porti a vivere più in pace, più tranquillità. Qui a Vazzola ci sono 100 ospiti degenti e poi c'è anche un day hospital che viene molto utilizzato. In famiglie sempre più piccole, con i problemi di lavoro che ci sono, sarà ovviamente il nostro futuro questo. Palmira oggi non aveva molta voglia di parlare della sua vita, che è, nel più tipico degli esempi dei nostri vecchi, un vero e proprio romanzo. Iniziato con la Grande Guerra, dai piccoli sotterfugi da bambina tra le linee austro-ungariche del dopo Caporetto per portare a casa qualcosa da mangiare, agli insegnamenti in casa di un farmacista a Porto Buffolè. Esperienza che l'ha indirizzata a Milano, dove è diventata aiuto medico anestesista tra i bombardamenti del secondo conflitto, con feriti che poi aiutava a scappare nei giorni bui della Repubblica di Salò. Poi il salto verso Roma, dove invece ha contribuito a far nascere tanti bambini. Infine il ritorno nella sua terra, a Gaierine, fino ad una settimana fa, quando ha deciso per la casa di riposo. Voi vi siete tenuti la zia per più di 20 anni in casa. Senta, è così duro tenersi un anziano in casa? No, non è duro, basta avere un po' di pazienza. Un valore aggiunto, ci confida Luigi, per l'esperienza ma anche per la saggezza che cresce con i capelli bianchi. E allora, per capire quale sia stato l'elisir di lunga vita di Palmira, lo chiediamo a chi da più di mezzo secolo è un po' la sua confidente. Mangiare poco serve, vedere no, mangiare quel che si può e non quel che si vuole. Stare sereni e basta, perché se ti vedo non bugiona. No, non mi piace. I segreti confessati all'amica del cuore, complimenti a nonna Palmira. Adesso parliamo della programmazione, siamo in chiusura, 20:10, subito dopo il telegiornale di Treviso, con ospite Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia, il titolo Nord contro Sud, è questo il tema, si parlerà di economia ed evidentemente di autonomia. E poi Ring, alle 21:15 torna il talk show del lunedì, la madre di tutte le battaglie, il titolo, si parla ancora una volta di autonomia con il percorso dell'autonomia e tutte le difficoltà di questo percorso, ma ovviamente anche della questione migranti, con Giordano Riello, imprenditore, Roberto Marcato della Lega, l'onorevole Nicola Pellicani del Partito Democratico e Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Torna il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna della stabilità. Sarà dunque ampiamente soleggiato su tutte le province, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si esclude tuttavia qualche foschia o nebbia al mattino sui settori meridionali. Temperature minime comprese tra -2 e -5 gradi, massime tra 2 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, torna il sole anche sulla nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra -5 e -3 gradi, massime oscillanti tra 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. La situazione sarà molto simile, infatti avremo condizioni di bel tempo stabile e anche soleggiato. Non si esclude tuttavia qualche addensamento al mattino, specie sui settori alpini di confine, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 0 gradi, massime tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.